Polesine e il Delta in particolar modo sono al centro anche di progettualità importanti, che sono progettualità nazionali ma anche europee. Alcune vanno assolutamente ricordate perché sono recenti, ma stanno già seminando dei frutti a mio avviso preziosi. Ricordiamo la strategia nazionale aree interne, il Delta del Po, contratto di foce, i comuni del Delta sono stati scelti, selezionati come area sperimentale dal governo nazionale, quindi questo è un riconoscimento significativo che obbliga però il territorio a fare i compiti per casa, si direbbe con formula un po' vieta, cioè a stimolare l'associazionismo tra comuni, a mettere insieme le competenze, a sviluppare progettualità comuni e condivise. Ma ovviamente ricordiamo il parco con la discussione a mio avviso necessaria che dovrà riguardare una sempre maggiore integrazione tra parte veneta e parte emiliana. Ma ricordiamo, prima si era citato ad esempio anche una potenzialità spesso sottovalutata come quella della navigazione interna e fluvio-marittima. Noi siamo dentro un corridoio europeo e anche qua forse, aggiungo io, è mancata la capacità di andare alla ricerca di risorse adeguate anche in sede europea, essendo noi dentro canali e progettualità così precise e così importanti anche in quella sede. Quindi ci sono diversi esempi e parecchie, a mio avviso, potenzialità che sono già attuate, in qualche caso stanno già avanzando in maniera promettente. Si tratta ora di non disperderle e di tenerle dentro, io credo, una visione complessiva del territorio e dentro una capacità progettuale d'insieme che consenta di avere un'agenda comune condivisa per il Delta e per il Polesine nel suo complesso. Lo sviluppo delle aree interne sarà uno degli strumenti che per tutto il nostro territorio sarà quello che andrà a prendere e ad abbracciare tutti i settori delicati di un territorio fragile come quello del Delta. E le aree interne saranno proprio con la motivazione del turismo uno degli strumenti dove si potrà incernierare e avere un volano che sarà da traino per tutte le altre attività correlate al turismo, quali la pesca, l'agricoltura e le bellezze che devono essere sfruttate in maniera consapevole da parte di tutti noi, proprio perché è un patrimonio dell'UNESCO. Uno dei problemi principali di questo territorio sono sicuramente le risorse, che però secondo me gli strumenti a livello sia comunitario che nazionali ci sono e devono essere valorizzati e sfruttati. Manca però una regolamentazione normativa burocratica che consenta l'accesso a questo tipo di risorse in maniera significativa. Purtroppo siamo legati a una burocrazia molto forte e molto pesante. Io sono un sostenitore di alleggerimento di questa burocrazia attraverso normative specifiche proprio per questo territorio e credo che sia questa la strada. Poi se la aggiunga attraverso la concertazione e il lavoro che si sta svolgendo ora, che sono la messa insieme di tutti i sindaci attraverso le aree interne piuttosto che altri organismi importanti del territorio. Certamente serve da una parte un associazionismo territoriale forte e dall'altra serve una burocrazia meno appesantita e meno vincolante che consenta uno sviluppo più veloce del nostro territorio. Il MAB UNESCO, il discorso delle aree interne, il contratto di foce devono interagire con il parco e insieme io vedo la necessità di lavorare insieme per evitare doppioni e per evitare che una struttura abbia una priorità e un'altra struttura un'altra. Insieme, dicevo, possono rappresentare una realtà molto concreta, molto importante per il nostro futuro. I finanziamenti europei che dovranno essere intercettati e poi destinati nel territorio, anche qui torna alla necessità fondamentale e imprescindibile che a fare questo tipo di politiche siano organi sovracomunali, perché necessariamente comuni piccoli come il mio, ma non ci sono grandi comuni, nemmeno quelle che noi chiamiamo città nel territorio del Tizio o nella provincia di Rovigo sono città nel senso letterario del termine.
credo che sia necessario che strumenti sovracomunali vadano ad intercettare. Io immagino un parco in cui ci siano delle strutture, delle capacità, delle professionalità capaci di intercettare, di concorrere, di fare i bandi, di creare delle soluzioni economiche e quindi anche di arrivare dove gli amministratori, gli uffici comunali, i tecnici comunali non possono arrivare, perché per difetti di organico, per la complessità dello strumento della macchina organizzativa, che non è poi così dissimile dal piccolo comune al grande comune, ma che può contare su meno risorse. Quindi, insisto, è fondamentale che i comuni si parlino, è fondamentale che vi siano strette convenzioni, se non a dire, io arrivo ad immaginare unioni o anche fusioni sul controllo, su una pianificazione, su un controllo del territorio e dello sviluppo del territorio che sia, insomma, il più possibile corale. Sicuramente le opportunità che adesso esistono sia a livello nazionale che a livello europeo di crescita per i territori sono veramente dei treni che è importantissimo non perdere. Mi rifaccio soprattutto alla strategia aree interne, strategia nazionale aree interne, che vede coinvolto il contratto di Foce, cioè quella aggregazione che riguarda i comuni del consorzio di bonifica dell'Isola del Po, e che soprattutto per la volontà del consorzio sono riusciti, diciamo, ad accedere a questa importante strategia che prevede grossi finanziamenti su linee di intervento prestabiliti per andare a sopperire tutte quelle che sono le mancanze che ha il nostro territorio. Poi anche altri strumenti come il PSR oppure altre formule, diciamo, di finanziamento economico a mio avviso sono importantissime, però sempre viste nell'ottica di un qualcosa che deve strutturare un percorso che poi deve mantenersi da sé, perché non possiamo pensare che questi finanziamenti arrivano, li usiamo o magari li sperperiamo, come è stato fatto nel passato, per poi costruire delle cattedrali del deserto che non servono a nulla. E quindi ben venga soprattutto la strategia aree interne, perché è un qualcosa che è nato ascoltando il territorio e che soprattutto mira ad eliminare quelle che sono delle criticità. Il Delta del Po è l'area terminale della Valle Padana e, seppur essendo un'area unica a livello internazionale per le sue caratteristiche, è comunque un'area tra le più inquinate, non solo d'Italia ma d'Europa. Per cui bisogna pensare a una gestione di questo territorio in un ambito più grande, tenendo conto delle complessità e delle complicazioni che ha questo territorio da un certo punto di vista. Per cui lo strumento principale è una pianificazione che deve avvenire a livello di bacino della Valle Padana. Dopo le risorse su cui puntare e far leva sono principalmente le risorse relative ai fondi strutturali per quanto riguarda l'agricoltura, il PSR, ma anche gli altri fondi. E questi, il loro utilizzo deve avvenire all'interno di una strategia unitaria, e questo è un limite della politica oggi, che non è in grado di offrire una strategia unitaria su cui convogliare queste risorse, che se convogliate in un'unica direzione, laddove tutti gli stakeholder, tutto il sistema di governance diciamo in qualche modo collabora a queste finalità, sarebbe in grado, a mio avviso, di attirare anche risorse private, perché no, grandi gruppi che da questo territorio hanno avuto molto, oggi potrebbero avvalersi delle opportunità e delle caratteristiche di questo territorio anche per, diciamo, una immagine. Penso per esempio al contributo che potrebbe dare Enel. Oggi noi pensiamo che Enel debba reinvestire in questo territorio, e come lo può fare oggi? Non certamente come è stato fatto negli anni che hanno portato alla costruzione della centrale, lo può fare in maniera diversa. Anche l'Enel ha cambiato strategie. Credo che questo gruppo, come altri gruppi, possono, assieme alle risorse pubbliche, essere una prospettiva sicuramente di grande interesse per il nostro territorio.